A Oristano, da circa 500 anni, si corre ad ogni carnevale la corsa della Sartiglia, una specie di giostra di origine spagnola, nella quale i cavalieri devono centrare con un bastone una stella appesa in mezzo alla via. La Sartiglia è ancora una manifestazione popolare, intensamente vissuta da tutti gli oristanesi, e conserva tutta la carica di significati reconditi, di simboli, di magia, che rivelano la sua origine di rito agrario legato ad una civiltà rurale. Gli oristanesi seguono tutte le fasi della corsa con vivo interesse e a seconda dell'andamento ne traggono auspici sui risultati del prossimo anno agricolo. E il rituale propiziatorio è evidente nella benedizione che il conduttore della corsa impartisce con un mazzo di viole fresche, simbolo dell'imminente primavera. Se la corsa può sembrare un'attrazione turistica organizzata, le cerimonie che la precedono e si svolgono nel chiuso delle case dimostrano quanto sia ancora autentica l'atmosfera di questa manifestazione. La vestizione dei cavalieri segue un cerimoniale rigoroso pieno di simboli. Ogni nastro, ogni indumento ha un suo significato magico che fa della vestizione un rito purificatorio molto antico. Infatti sono le ragazze nubili della famiglia quelle che devono vestire il cavaliere e il cavaliere deve star seduto su uno sgabello collocato su un tavolo per evitare la contaminazione del suolo. Una volta iniziata la cerimonia, il cavaliere non potrà più toccare terra e perciò per farlo montare a cavallo bisognerà portare l'animale in casa. Fu qui